97.000 presenze complessive, di cui oltre 30.000 di operatori esteri provenienti da 140 paesi. Il Vinitaly 2024 ha chiuso i battenti confermando di essere il più importante appuntamento italiano dedicato al comparto vitivinicolo. Una vetrina imprescindibile non solo per i vini ma anche per i distillati italiani, sempre più apprezzati nel mondo. Una delle aziende più dinamiche del comparto è senza dubbio una storica distilleria del Trevigiano, che proprio al Salone di Verona ha presentato due importanti novità per il mondo mixology. Un vermouth a base di glera e un bitter che sfrutta anche le note del radicchio di Treviso. Voi sapete che per fare un Negroni, per fare un americano serve un bitter e un vermouth, sono le due basi essenziali. Mi mancava questa esperienza, da 2 anni ci lavoro con la mia squadra di tecnici, io sono un perfezionista, se prendo una cosa per mano voglio anche cambiarla un po'. E quindi nel vermouth ci ho messo il glera come vino base per proprio avere una differenza, ma poi il mio vermouth è affinato per 6 mesi in barili di ciliegio, quindi è un'altra novità. Sentirete quindi che è un vermouth ricco ma anche diverso, molto lungo, e il bitter, che è un altro elemento importante, il bitter vuol dire amaro, anche qua diciamo l'assenzio distillato da noi, aggiunto di erbe aromatiche, ma soprattutto la novità nel colore del mio rosso, c'è il radicchio di Treviso, sia come foglia, ma quella nota amarogna, la particolare che si sentirà che è nata proprio dalla radice del radicchio. Quindi ci abbiamo lavorato su per fare qualcosa di nuovo. Oggi Samuele Ambrogi preparerà i primi cocktail a livello mondiale per vedere se riusciamo a fare qualcosa di nuovo. Ce le abbiamo messe tutte, abbiamo tanta attesa e tanta richiesta anche dei nostri distributori internazionali. I due liquori si distinguono per la scelta accurata degli elementi con cui vengono preparati. Noi siamo una piccola media azienda che deve tener conto proprio dei valori del territorio, siamo come un cuoco che deve prima prendere la stagionalità, il territorio. È chiaro, quando ho visto che mettendo il glera al posto di altri vini addirittura migliorava la qualità, ho detto perché non devo farlo. È chiaro che c'era un'esperienza da mettere a punto, abbiamo scelto poi altre erbe aromatiche, tutte non lo dirò mai neanche sotto tortura perché sono stati oggetto di studio per anni, e oggi siamo convinti che con poco zucchero, ecco l'altro elemento è che sia il mio bitter che il vermouth hanno pochissimo zucchero proprio perché è uno degli elementi che bisogna togliere più che si può. La sostanza deve essere data non dallo zucchero o dall'alcol ma dalla forza delle erbe che ci sono dentro. Con questi due nuovi prodotti è stato presentato un cordiale dal nome irresistibile. A dare nuova linfa al settore è senza dubbio anche la versatilità della grappa nostrana, che si presta volentieri alla miscelazione. La grappa è DNA italiano, è DNA veneto e ovviamente bisognava arrivare al punto in cui finalmente avesse espressione nella miscelazione. Grazie al vento cocktail internazionale ormai conosciuto in tutto il mondo, la grappa è stata sdoganata nel mondo del cocktail e la nostra interpretazione oggi era quella di avvicinarla un po' di più al mondo dell'aperitivo.